Settimo anno che veniamo qua nella splendida manifestazione in questa cittadina bellissima, Caorle, e credo che questa sia la punta di diamante per quello che riguarda l'incontro col turista. Qua effettivamente abbiamo abbinato i sapori del nostro entroterra e li abbiamo portati qua dove praticamente i turisti vengono, li assaggiano e ti chiedono. Dare informazione, far sentire, far conoscere le nostre produzioni è il nostro obiettivo principale. Quest'anno abbiamo visto la presenza di molti turisti dall'Austria, dalla Germania, nonché dai paesi dell'Est, un po' meno italiani rispetto agli anni precedenti, però possiamo dire, se vogliamo tirare le conclusioni, che è andata molto ma molto bene. Quest'anno abbiamo voluto fare anche dei piccoli abbinamenti con un nostro prodotto di punta che è il pesce, e l'abbinamento ideale l'abbiamo raggiunto con la lice marinata, che abbinata alla casatella è un ottimo contrasto fra dolce e salato. A fronte di questo assaggio inusuale fatto con l'abbinamento formaggio casatella e alici marinate, noi dell'associazione Strada Vini Doc Liaison Maggiore ci siamo sentiti in obbligo di proporre la nostra punta di diamante, che è il Liaison classico di OCG, figlio erede del mitico Tokai indimenticato da noi veneti e non solo. Abbiamo coinvolto una serie di ristoratori e di hotel, i quali al sabato sera presenteranno ai turisti e ai loro ospiti due formaggi tipici della provincia di Treviso, la casatella trevigiana e il bastardo di vacca bollina, che verranno elaborati e trasformati dai loro chef e presentati ai commensali. Quest'anno abbiamo anche una novità, la produzione di morlacco e bastardo di sola vacca burlina. La burlina è la razza tipica, autoctona del grappa. Il bastardo e il morlacco di vacca burlina vengono pagati ai produttori in più per dare modo a questi di poter continuare ad allevare questa razza che purtroppo è in via di estinzione. L'obiettivo di Aprola è quello di continuare a dire che i formaggi nostri, i formaggi veneti, sono i migliori al mondo e il lattiero caseario veneto è diventato un fiore all'occhiello anche sotto il punto di vista produttivo. Non abbiamo i problemi che hanno le altre regioni, perché i nostri prodotti vengono consumati e danno un valore, una redditività al nostro territorio, perché comunque il latte riusciamo a remunerarlo, soprattutto a livello cooperazione, in maniera molto adeguata.